A metà dicembre la tradizionale maratona solidale di Telethon vestirà Veneto, con 130.000 sciarpe solidali, bianche, belle, di qualità, prodotte da queste parti, dopo alcuni anni in cui erano state affidate ad aziende cinesi. La campagna Telethon quest'anno si chiama Io Esisto e si occupa di malattie rare, per significare che ogni singola patologia merita di essere curata, anche se le case farmaceutiche non lo trovano commercialmente appetibile. Ed un Io Esisto è stato anche un anno fa quell'appello della Confartigianato Veneto di fare solidarietà con prodotti realizzati in Veneto. L'auspicio è che questa cosa aumenti molto, aumenti in Veneto ma anche nel resto d'Italia. Già quest'anno stiamo partendo con un altro prodotto che è un cuore di cioccolato che viene prodotto da un'azienda artigianale sulle Dolomiti, e questo artista cioccolataio che è Mirko Della Vecchia ha prodotto questi 50.000 cuori al latte o fondente di cioccolato che aiuteranno ad aiutare la ricerca con tutto il cuore. Le sciarpe saranno vendute in tutte le piazze italiane fra il 13 e il 15 dicembre con una donazione minima di 10 euro. Ed a proposito di numeri, 27 percorsi terapeutici per 25 malattie sono il biglietto da visita in 23 anni di sforzi della campagna Telethon. Da un'esigenza di avere un prodotto, questo prodotto l'abbiamo costruito interamente in Italia e questo avvalora non solo il made in, ma soprattutto iniziative di questa natura portano dal lavoro alle imprese artigiane. E l'impresa ha risposto in pieno qui in Veneto? Non solo ha risposto in pieno, abbiamo risposto anche come sistema cercando di dare il prodotto nel miglior modo possibile con il miglior prezzo. Alla realizzazione delle sciarpe hanno partecipato 70 artigiani occupati in una taglieria, 3 ricamifici, 2 confezionatrici e poi chi ha etichettato le sciarpe, le ha messe in sacchetti dentro cartoni che poi sono stati trasportati. Un bel lavoro di squadra frutto di un accordo fra Telethon e Confartigianato del valore di 300.000 euro e che comprende anche la distribuzione delle sciarpe in negozi artigiani.